Oggi ci riprendiamo la stanga, la rotonda Fagiolo, perché è un simbolo di Padova, è un simbolo dell'inquinamento che a Padova rende sovrano. In centinaia hanno invaso pacificamente la grande rotatoria a Fagiolo della Stanga, uno dei punti più trafficati di Padova. Canti, balli e slogan per chiedere più attenzione alle politiche ambientali e per occupare, bloccando il traffico, lo snodo dove quotidianamente si riversano migliaia di auto che oggi invece silenziose si sono fermate per lasciar passare la manifestazione Global Strike for Future, lo sciopero globale per il clima, lanciato dalla piccola svedese Greta Thunberg. Anche Padova, come altre 130 città italiane, ha aderito all'iniziativa che già lo scorso 15 marzo aveva portato in piazza oltre 20.000 persone. Non c'è un pianeta B, noi vogliamo questo qui! I ragazzi chiedono misure urgenti in materia di sostenibilità e di ripensare alla mobilità. Il corteo, partito dalla stazione, quando è arrivato alla Stanga, ha simbolicamente piantato 3 alberi in mezzo alla rotonda. Meno auto, più verde, hanno ribadito i manifestanti, che poi si sono stesi a terra per protesta, simulando i morti provocati dall'inquinamento. Dalla Stanga poi si sono diretti verso Palazzo Moroni per chiedere lo stato di emergenza climatica. Uno striscione è stato legato al ponte pedonale che attraversa via Venezia. Fermare il cambiamento climatico, prima che lui fermi noi. Non abbiamo più tempo, scandiscono i giovani con le facce dipinte di verde. La politica non può più rinviare decisioni importanti per ridurre le emissioni di gas. Misure chieste a livello nazionale ma che si devono tradurre anche in atti concreti a livello locale. Per questo nella notte c'è stata un'azione simbolica che ha riguardato uno dei temi caldi della città, il parcheggio Prandina, che è stato chiuso con dei lucchetti e il suo cancello rivestito con uno striscione chiuso per sciopero globale.